Buonipasto, no grazie per un giorno, stravietati nei ristoranti di Cagliari. Cristiano Aresu, perché? Perché la commissione che prende la società è troppo alta e quindi cerchiamo di protestare per avere un, che ne so, se il valore è 11,60 puoi avere noi 9,90 pulito, alla fine stai lavorando per niente. È un sacrificio che stai facendo. Quant'è la percentuale? La percentuale siamo dal 15% al 20%, più c'è una commissione come se fosse uno scatto telefonico, un ulteriore 19 centesimi che viene tolta a ogni transazione. Quindi per quello noi da un guadagno alla fine possibile di 10 euro quanto resta in tasca con un buon pasto? Ti rimane 8 euro, 8,20 euro, quindi alla fine quella, diciamo, il guadagno sul pasto, diciamo, che si fa il business, il lunch business, ti viene a... Insomma, lavorate gratis o quasi? È quello, il fatto è quello. Perché poi adesso, essendo anche molti uffici smart working, vengono solo una volta alla settimana, quando era quantità dicevi sì, ci rientriamo, ma adesso ora sono sempre meno, e quindi... Quant'è in percentuale la clientela che viene da lei con il buono pasto? Vabbè, sarà un 5%, dipende dai giorni, e dal lunedì al venerdì ci sono giorni che la mattina fai anche 20-30 pasti, ma adesso... Solitamente si tratta di dipendenti pubblici o privati? No, pubblici. Pubblici? Sì, pubblici, dipendenti pubblici. Voi avete delle convenzioni particolari? Sì, abbiamo una convenzione con l'Enel, però anche loro la maggior parte sono in smart working, quindi ci vengono a mancare. Quelli anche che col stanno consiglio regionale? No, vabbè, il consiglio regionale è diverso, loro hanno un tot, hanno ancora i 7 euro della legge Monti, quando aveva tagliato le 15 euro che avevano prima. Servirà qualcosa alla protesta di oggi? Io spero di sì, ma... Chi è che deve ristabilire comunque un'equità? Insomma, se la commissione tra il 15 e il 20% a voi non sta bene, chi è che deve eliminarla o diminuirla? Non so, l'associazione e i vari, anche secondo me anche il governo, sono loro che decidono alla fine. Se oggi verrà qualche cliente col buono pasto? No, oggi niente, oggi non. Oggi dovranno spagare. Aprire il portafoglio, insomma. Sì. Le cifre non sono alte per un pasto, diciamo, da ufficio. Siamo sempre dai 15 ai 10 euro, però se quei 10 euro ci togli anche altri 2 euro, alla fine stai lavorando per niente. Non fai più buoni pasto? No, non lo facciamo perché? più perché non abbiamo più fatto nessun contratto con nessuna casa, capito? Da quanto tempo? Già da prima del Covid? Del Covid, già 3 anni. E lei ci ha anche perso, perché? Ci ho perso perché sono scaduti questi buoni, vedi? I buoni pasto ancora conservati, quindi? Guarda un po' quanti ne ho, tutti scaduti. Tutti scaduti? E sì. perché non è passato al riscatto? Sono passati con questa storia del Covid, sono passati così, nessuno poi si è preoccupato e allora erano convenienti? Anche, Era conveniente per lei? No, assolutamente. Quanto ci perdeva? Ci perdevamo molto, anche perché oltre che dovevi andare alla posta e spendere 7-8 euro di raccomandata, perché il minimo sono 8 euro, più c'era il 10% che volevano di percentuale le aziende, quindi vedi un po' bene. Li utilizzavano soprattutto i dipendenti pubblici o privati? Soprattutto pubblici. Pubblici, di che enti? Un po' dappertutto, ce n'erano del porto, parecchi del porto, del comune, un po' dappertutto. E lei ha deciso di dire basta? Basta, chiuso. Non voglio più sentire.